Per averti pagherei 1.000.000, anche più, anche l'ultima ma darei. Tu, perché tu sei oro, 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 un diamante per un sì, oro, 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 per averti così distesa, pura, ma tu ci stai, perché accetti e ci stai. E così tu cadi giù, io non ti voglio già più, inaccessibile non sei, non sogni dei, tu sei senza te. Oro, 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 quanto oro ti darei, oro, 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 per averti così distesa, pura, ma tu ci stai, perché accetti e ci stai, perché non ti elevi su di noi e resti lì, celeste così. Io ti vorrei immune dal sesso, perché ti daresti anche adesso. Ah, 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 ah. Per averti pagherei 1.000.000, anche più, anche l'ultima ma darei. Tu, perché tu sei oro, 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 un diamante per un sì, oro, 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 per averti così distesa, pura, ma tu ci stai, perché accetti e ci stai. Oro, 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 quanto oro ti darei, oro, 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 per averti così distesa, pura, ma tu ci stai, perché accetti e ci stai. Ah, 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 ah. Alessandra. Grazie. Allora, sia Alessandro che Attilio vi hanno parlato di un grosso problema che prende alcuni individui, la gastrite. Io vorrei osservare insieme a voi un fenomeno. 7 giorni fa tutti i giornali media mainstream davano vincente
Kamala Harris. Sì, è in lotta, però alla fine, no? Paolo Mieli, alla 7. Bene, in 7 giorni c'è un esercito di beoti del mainstream, di giornalisti corrotti, di teledeficienti, di cazzoni che leggono i giornali, che hanno una gastrite che li sta divorando, hanno un fegato così, perché dall'America è arrivata una trampata che li ha rimbambiti, li ha rintronati, c'hanno una che non se ne danno pace, non capiscono come è possibile che un uomo così politicamente scorretto, che disubbidisce ai miliardari, che se ne fotte delle case farmaceutiche perché comunque dice anche cose fuori dagli schemi, uno che non voleva dare le armi a Zelensky, uno che praticamente è politicamente scorretto all'ennesima potenza, sta per diventare il leader degli Stati Uniti d'America e di converso dell'Occidente. E non è, come dicono alcuni della controinformazione che non capiscono nulla, non cambierà niente, perché sta per cambiare tutto nel mondo. Quello di cui vi ha parlato Attilio e vi ha parlato anche Alessandro sarà il nuovo mondo, ma dobbiamo capire perché questo nuovo mondo potrà realizzarsi e non saranno seghe mentali che ci stiamo facendo. Lo dobbiamo capire perché, ad esempio, nell'amministrazione Trump avremo un ministro della sanità con procura anche generale di giustizia che si chiama Robert Fitzgerald Jr. Kennedy, che non sta dicendo sono per la libertà di cura, quelle frasi politicamente corrette, liberi di vaccinarsi e non dice questo. Ha detto che la Merck, la Glaxo, la Pfizer e la Sanofi, attraverso la politica dei vaccini, stanno avvelenando le persone, stanno ammazzando le persone e sono delle organizzazioni criminali. E non lo sta dicendo una piazza inferocita durante la pandemia, lo sta dicendo l'uomo che sarà di riferimento, sarà il benchmark a livello politico in Occidente di tutte le case farmaceutiche. Kennedy ha annunciato che saranno licenziati tutti quelli che devono essere licenziati, cioè tutti, alla Food and Drug Admin, alla NIH, a tutte quelle organizzazioni che hanno fatto da riferimento all'Unione Europea e che di commercio hanno fatto di riferimento allo Stato italiano. Perché l'AIFA ha sempre avuto direttive, ha sempre dimostrato ossequio rispetto a ciò che arrivava dall'America. E quindi voi capite tutta l'importanza del risultato a cui abbiamo assistito 6 giorni fa. Perché l'Occidente sta per svoltare. Queste cose che ha detto Attilio, che sarà uno che insieme ad Alessandro, che sarà il leader di una rete di centri quantistici in tutta Italia, Attilio farà parte della squadra che porterà avanti una rivoluzione quantistica, olistica, una rivoluzione di pensiero. Ma queste cose sono possibili e saranno possibili perché ci sono migliaia e migliaia di persone che in questo momento stanno morendo di gastrite, che hanno un fegato così. E vi dirò di più, che questa gastrite è una gastrite molto particolare, perché causerà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, quando effettivamente l'amministrazione Trump sarà in carica, la dissenteria, la diarrea, scariche di feci acquose, acquitrinose, a manetta, in tutte quelle cosiddette, quei consessi scientifici
che hanno imposto vaccinazioni prima ai bimbi e poi a tutti gli italiani che hanno ceduto a questi esercizi di prevaricazione, beh, in tutti quegli ambiti, in quei consessi, bisognerà andare a giudicarli con quelle che sono state le dinamiche di una vera e propria Norimberga. Non è un caso se il giorno dopo alla vittoria di Trump si siano visti nel segreto del palazzo di New York Anthony Fauci, Bill Gates e i 4 CEO della Merck, della Glaxo, della Sanofi, della Pfizer. E non è un caso che la notizia si sa, perché erano tutti sotto controllo, erano tutti controllati dai cappelli bianchi. E questi qui non hanno avuto la gastrite, questi hanno avuto la dissenteria subito, c'è stato proprio un processo, come dire, accelerato, non so come si chiama scientificamente, come si chiamano questi fenomeni di gastrite che diventa subito dissenteria, non lo sappiamo. Però loro non si aspettavano questa cosa, così come non si aspettavano tutti quei giornalisti che hanno visto Elon Musk, il miliardario, più miliardario di tutti, l'unico a cui loro non ubbidiscono, perché loro, questi giornalisti, ubbidiscono a tutti i miliardari, però c'hanno un miliardario che gli è andato a dire, che con un tweet il 6 di novembre si è rivolto a tutte le persone e ha detto: i media siete voi. Basta intermediazione per sapere la verità effettuata dai cosiddetti giornalisti. La verità è quella che abbiamo raccontato noi sui social media, e c'è un uomo che fa parte di fatto dell'amministrazione Trump, che ha segnato questa vittoria come Elon Musk, che ci dice che noi siamo i media e che i giornalisti è una categoria che deve essere estinta. Questo è quello che ha detto Elon Musk. Perché se i media siamo noi, vuol dire che non c'è più bisogno di un qualche giornalista che ci venga a raccontare quello che dobbiamo o non dobbiamo pensare. È il momento di dire basta al politicamente corretto, e questa ondata di politicamente scorretto sta arrivando grazie a questo risultato elettorale. Un risultato stratosferico. DJ Vance, il vice di Trump, ha appena comunicato all'Unione Europea, con un'intervista che ha fatto scalpore, non l'hanno ribadita con la necessaria attenzione, però ve la sottopongo. Ha detto una cosa bellissima DJ Vance. Ha detto che se l'Unione Europea non dovesse ritirare il Digital Service Act e dovesse mettere dei fermi, delle censure sui social media, se volesse questa Unione Europea pensare di poter bloccare il libero dibattito della gente con i fact checker di questa minchia o con meccanismi di controllo, di filtri, algoritmi e intelligenze artificiali per bloccare la libera circolazione delle ricchezze, delle informazioni, gli Stati Uniti d'America si ritireranno dalla NATO, ha detto DJ Vance. Ed allora si capisce perché un piripacchio dell'Unione Europea, quel polacco, quel Tusk, che l'altro giorno ci faceva venire un prolasso scrotale con questa storia del CO2, dell'allarme climatico per cause antropiche e di tutte quelle menate che ci hanno raccontato sul fatto che questo pianeta sta andando in fiamme perché non facciamo la raccolta differenziata per bene, perché utilizziamo troppa plastica, perché così e perché colà. Tusk ha detto: beh, se gli Stati Uniti d'America si ritirano dall'Agenda 2030, da questo capitolo, non è che possiamo andare avanti pure noi, solo noi.
la Cina e la Russia l'Unione Europea deve raffreddare. È evidente quindi che anche DJ Vance ha dato un ulteriore segnale di prepotenza politicamente scorretta. Per non parlare di Trump, il quale è stato secondo me quello più criptico, ma quello più efficace, perché Trump ha a cuore il problema dei migranti. Ci sono troppi migranti clandestini in America e ha nominato un super poliziotto, un tale Oman, non conosco il personaggio. Questa cosa è una notizia apparentemente non significativa, non rilevante, ma in realtà nasconde il sogno di ogni complottista e di ogni seguace delle nostre posizioni. Perché Trump indirà un'emergenza, riconoscerà un'emergenza, l'emergenza migranti, in ragione della quale dispiegherà forze militari in America. E queste forze militari, in apparenza, e ovviamente con una veste di legalità data dalla situazione di emergenza, dovranno prendere questi migranti, metterli in dei campi e rispedirli nelle loro patrie. Ma non vi sfuggirà, perché sono certo che molti di voi abbiano compreso, che c'è anche qualche altro migrante, qualcuno che ha anche magari la cittadinanza americana, ma c'è qualcuno che se ne è infischiato dell'America, se ne è infischiato delle leggi americane, ha corrotto l'America e tutto l'Occidente e ha condotto tutto il mondo verso un teatrino di sangue e di malvagità, attraverso vaccinazioni, attraverso politiche belliche che hanno infiammato il pianeta con guerre, guerricciole e colpi di Stato. Questi, ancorché ad un occhio poco attento non siano migranti, io sono certo che finiranno nei pullman, finiranno nei campi e saranno considerati per quello che sono, dei criminali che hanno cercato di portare l'Occidente verso il male. Non si scherzerà su questa cosa. Hanno tanto paura di Trump e hanno provato a uccidere Trump, certamente non perché era una versione più folcloristica di Kamala Harris, come dicono alcuni cialtroni della controinformazione, in realtà infiltrati che cercano di non farci comprendere ciò che sta accadendo. Hanno cercato di uccidere Trump e non ci sono riusciti, perché Trump dovrà restituire un mondo di prosperità, dovrà darci l'opportunità di un mondo migliore, dovrà aprirci ad un'età dell'oro. Trump non ha usato a caso questa parola, età dell'oro, richiamando a un'alleanza tra gli esseri umani e Dio. Perché il problema vero che ha contraddistinto gli ultimi secoli è che questa alleanza si è sfilacciata. Questa alleanza è stata pregiudicata da inganni come la scienza, come l'egoismo. Perché quando in Italia, un paese cattolico, i cattolici si inoculano un siero genico fatto con i feti abortiti, frullati e messi dentro un ritrovato farmacologico di cui nessuno ha mai ben capito a che cosa serviva, se non a fare del male. Beh, quando succede questo non c'è solo un problema di uno Stato corrotto, c'è il problema di cuori
corrotti. Perché io sono sicuro che 100 anni fa un cattolico non avrebbe mai pensato che per salvarsi dalla pandemia di Covid e per poter andare a fare gli aperitivi o per poter andare dall'estetista bisognasse chinare il capo e porgere il deltoide per un vaccino che è stato fatto con la cultura della morte, con la cultura dell'aborto. Io lo trovo raccapricciante ciò che è successo in Italia. E quindi vorrei continuare con questo discorso su ciò che sta avvenendo. Però ci sono due cose di cui però non voglio... Ci sono degli stomaci che stanno lamentando. Quindi io direi, se siete d'accordo, faccio 5 minuti conclusivi, dopodiché mangiamo e poi, se vi va, quando c'è il dolce, continuiamo con un altro speech. Uno speech per una ragione molto semplice, perché ci sono tante le cose che vorrei dire e sono tante le cose da dire, soprattutto in un momento bello come questo, perché sono 2 anni che dico abbiamo vinto noi. E adesso credo che si veda che abbiamo vinto noi, o non si vede? Si sta vedendo. Dove sono i Green Pass? Dov'è il trattato pandemico? Dov'è Zelensky? Dove sta Zelensky? Zelensky tra 38 giorni non ci sarà più, come ha detto il figlio di Trump. È finita la vaghetta, Zelensky. E allora, prima di andare tutti quanti a cena e di ritrovarci poi quando ci sarà il dolce con un altro momento di riflessione, vorrei farvi un buon appetito sperando che voi abbiate capito il senso di questa storia, e cioè quella di non essere politicamente corretti da nessuno. Non deve esserci un'autorità che ci corregge. Non deve esserci nel linguaggio un uso delle parole, come dire, educato, garbato, perché questa cosa, questo impedimento che viene fatto alla libera espressione è un impedimento che viene fatto ai pensieri. E poiché sono stati chiarissimi Alessandro e Attilio nell'illustrarvi che la realtà è frutto, scaturisce, sortisce dai pensieri che noi facciamo, e poiché per fare dei pensieri abbiamo bisogno di formularli anche con le parole, con un linguaggio, con un'espressione, chiunque voglia correggerci politicamente con parole coatte, di fatto sta attuando un piano malvagio per toglierci la libertà di pensare e toglierci una realtà di benessere, una realtà di prosperità, una realtà d'amore. Il politicamente corretto è il male. Quando sentiamo qualcuno che si attiene alle questioni di forma, non bisogna dire così, bisogna avere un linguaggio, un modo, lo dobbiamo mandare a fanculo. Anche perché c'è un grosso problema di cui ho parlato altre volte, e concludo davvero. Non c'è un problema di riscaldamento del pianeta, un riscaldamento climatico del pianeta. Io vedo un grossissimo problema di raffreddamento vaginale. Perché questi maschi che si fanno comandare, che si fanno tutti imbellettati con i fiocchettini, devi parlare. Uno magari si scoccia perché c'è una cosa, un maschio, come reagisce? Mi sono rotto i coglioni, e lo dice proprio così, da maschio. Non si dice più. Si può dire al massimo, questa posizione mi perplime. Questo è quello che politicamente corretto. Allora, questa cosa crea
una secchezza alle ovaie. Perché una donna non si può scaldare quando si sente un maschio. Questa posizione mi perplime. E non si fanno più figli anche per questo. E quindi maschi, non vi dovete lamentare se non ve la danno. La colpa è vostra. Perché l'energia maschile, una donna va con un uomo per l'energia maschile, ma se trova l'energia femminile non ci va. Cos'è che attira? Questo non vuol dire che uno deve essere prepotente, però deve essere maschio. E allora, quando una cosa non va bene, quando arriva qualcheduno che vi dice no, quello non è un handicappato, è un diversamente abile. Già vi devono girare, però lasciamola passare. Quando qualcheduno vi dice dobbiamo contenerci perché bisogna essere inclusivi. Noi dobbiamo dire, guarda, io non sono esclusivo, infatti io ti includo nella categoria delle persone che manderò a fanculo. Va bene? E lo dobbiamo fare perché questo salva il pianeta. Perché così le donne la danno ai maschi, nascono i bambini e siamo tutti felici e contenti. Mo andiamo a mangiare perché è tardi. Baku Blue Saxo.
Baco Blue Sax, un grande omaggio. Va bene. Allora, adesso parliamo di un argomento che sicuramente interesserà le persone più concrete, le persone che pensano ai soldi, le persone che devono pagare le bollette, le persone che devono avere il conto in banca, i soldi in banca. Bene, allora mi rivolgo innanzitutto a loro. Il sistema sta per cambiare quelli che sono i paradigmi di funzionamento. Una cosa che vorrei dire, prima parlavo con alcune bancarie che sono qui ospiti come infiltrate, in realtà sono infiltrate, È un momento che vedo infiltrati ovunque io, Comunque queste bancarie mi hanno fatto venire in mente la truffa che è stata attuata nei nostri confronti, perché la maggior parte di noi è convinta che in banca ci siano i soldi, che ci sia il denaro. Vi voglio dare una notizia. Il denaro, che è in realtà moneta scritturale nei conti bancari, non esiste, non c'è. Voi non avete alcun denaro. Voi avete, sotto forma di credito, il debito di qualcuno. Perché tutto il denaro, tutta la moneta che esiste, tutti gli euro che esistono, cosa sono? Sono il debito di qualcuno. Anche se voi avete 50.000 euro, avete 50.000 euro che sono l'impegno di qualcuno a ripagare una misura di valore che equivale a 50.000 euro. Questa cosa è da mettere a fuoco, perché una volta che si è capito questo, si è capito per quale motivo un gruppetto di persone ha pensato che con le pandemie, con le guerre, comprandosi i governi delle nazioni e quant'altro, si potesse schiavizzare l'umanità. Perché noi viviamo di fatto per i soldi. Il filo conduttore dei nostri tempi è il denaro. Si vive misurando tutto col denaro. Ma noi misuriamo con che cosa? Con un'astrazione, con un concetto che non esiste concretamente. Prima il denaro non era questo, il denaro era una moneta, aveva un valore fisico, perché il commercio veniva fatto con un qualcosa di fisico, un sacco di farina, con una moneta d'argento, fisico su un piatto, fisico sull'altro piatto. Ovviamente non si poteva fare il baratto, farina con uova, ma si poteva fare un pagamento con moneta, valore fisico. Oggi non è così, perché noi tutti facciamo circolare la ricchezza con un qualche cosa che ha valore e il debito del World Economic Forum. Quando voi pensate ai soldi, dovete pensare che quello là è il debito che hanno le multinazionali. Per capire il motivo per cui il World Economic Forum e Klaus Schwab voleva fare il Great Reset e si presentava nel corso delle sue conferenze stampa con quella cosa da tedesco proprio, no? Toppiamo, con questa voce che incuteva timore proprio da cane rabbioso. Il motivo per cui hanno pensato di poter portare a termine quel piano è proprio la struttura del sistema finanziario e come noi percepiamo una cosa che non è vera, perché noi percepiamo il denaro come qualcosa che ha un valore a sé stante, quando invece il valore ce l'ha perché noi lo utilizziamo. E uno a questo punto mi può dire: ma tu ci fai questo ragionamento perché cosa vuoi dire? Io voglio dire che chi ha gestito questo meccanismo attraverso il sistema finanziario ha depredato le nazioni, i popoli e le persone, senza che le persone lo capissero. Perché vi dico questo? Vi dico questo perché la ricchezza che noi italiani produciamo ogni anno non ci rimane rispetto a quello che noi consumiamo, investiamo o risparmiamo.
Cioè noi italiani viviamo con una ricchezza e risparmiamo, accantoniamo una ricchezza che è inferiore rispetto a quella che produciamo, perché ci sta qualcuno che utilizzando il sistema ci ha fregato per decenni. Vi faccio degli esempi concreti, li faccio spesso ma sono importanti perché ripetere giova. Abbiamo imparato durante la guerra tra Ucraina e Russia che il gas costa 14 centesimi al metro cubo. Quindi noi italiani paghiamo 14 centesimi al metro cubo a Putin per avere un metro cubo di gas. Perché in bolletta lo paghiamo €1 al metro cubo, 90 centesimi al metro cubo? Ve lo spiego io perché. Perché attraverso lo Stato, attraverso i mercati, c'è un mangia-mangia, c'è un arricchimento alle spalle di tutti gli deficienti che utilizzano il gas, cioè tutti. Quindi sul riscaldamento c'è una possibilità di rubare soldi agli italiani. A quanto ammonta questo ammanco? Ammonta orientativamente a una 50 di miliardi all'anno. Perché noi consumiamo 70 miliardi di metri cubi di gas all'anno. Fate voi il conto, questi 70 miliardi di metri cubi noi li paghiamo tipo €1, quando invece li dovremmo pagare molto meno. Li dovremmo pagare a 14 centesimi, dovremmo pagare 15 miliardi di gas per avere la stessa quantità di 70 miliardi di metri cubi. Quindi vuol dire che c'è qualcuno, ci saranno delle centinaia di persone che ci derubano ogni anno di circa 1.000 euro, 900 euro a testa, senza che noi lo capiamo. E non una tantum, ogni anno. Sull'energia, benzina, gasolio, ancora peggio. Perché noi paghiamo delle tasse e siamo convinti che è giusto pagare, quando il costo della materia prima è 1/10 di quello che noi paghiamo. C'è una ruberia ancora più grande sui carburanti, sull'energia. Per non parlare della finanza statale, perché noi per anni, quando c'era il PD al governo, abbiamo pagato una montagna di tasse che è cresciuta, ma perché l'abbiamo pagata? Perché c'era lo spread, c'era il differenziale di tassi di interesse tra il Bund tedesco e quello italiano, in ragione del quale abbiamo pagato 60, 70, 80 miliardi all'anno. Per che cosa? Per niente. Semplicemente perché c'era tutto un meccanismo di titoli di Stato che non erano valutati dal mercato, che non esiste nessun mercato, esistono solo le banche che fanno i loro cartelli, e alla luce di questa cosa ogni anno rubavano pure attraverso. Allora, se voi mettete 50 miliardi là, 50 miliardi là, 40 miliardi là, ogni anno voi capirete che noi abbiamo, che so, tenore di vita 30.000 euro all'anno, in media, inventi una cifra così, dovremmo avere 90.000, solo per le ruberie degli ultimi 30 anni. Quindi noi non dovremmo avere nessuno dei problemi che abbiamo se il mondo fosse giusto, se il sistema finanziario fosse equo. Perché il sistema finanziario non è equo? Perché le transizioni, cioè gli scambi di merci, avvengono la mela con un'astrazione, l'euro. La mela, la pera con un'astrazione. Non avvengono una mela con una pera. Quindi chi gestisce queste astrazioni, detto in una maniera molto concretamente, ce la mette in culo. Voi dovete capire questo. Quindi, cos'è che bisogna fare oggi in una fase di consapevolezza e di presa d'atto? Bisogna capire che il sistema bancario e le banche sono il male. Non è che magari fossero solo ladri, il ladro ha una dignità, ha un mestiere, ha una professionalità e ha tutta la mia ammirazione per certi versi. Le banche sono peggio dei ladri, perché le banche
hanno schiacciato il sistema politico italiano e ci costringono adesso a dover pagare con la carta di credito o a pagare addirittura bancomat e non con il contante. Ma questo non è illegale. La moneta di banca è privata, è come il Bitcoin. Non c'è nessuno che può obbligarvi a pagare con le carte di credito, perché quel sistema è un sistema astratto, è un sistema privato, non è statale. E le leggi della Repubblica Italiana, nella parte che attiene il corso forzoso, cioè l'obbligo di usare la moneta, si riferiscono al contante, non alla moneta scritturale di banca. Ma questo ovviamente nessuno lo dice, nessuno lo sa. E quando si va in banca si trova l'impiegato di banca che se gli chiedi 1.000 euro dice: perché prendi 1.000 euro? Che cosa ci devi fare? Cosa vuoi fare? Questo purtroppo perché succede? Succede perché ci hanno abituato, ci hanno addormentato a questo sistema dove la ricchezza ci viene piano piano tolta. Quando voi fate un bonifico, se va a buon fine, si dice bonifico autorizzato. Quindi io, se voglio dare a lui, mi devono autorizzare. Chi è che è autorizzato? Colui che non ha potere, proprio. Perché quando voi avete, che so, una banconota di 100 euro e andate in banca e la depositate nel vostro conto corrente, succede questo: la banconota, che è un titolo di credito in realtà, diventa di proprietà della banca. Cioè la banca può fare quello che vuole, si può fare pure le canne con quella banconota, a voi non vi deve interessare niente, non è che la mette da parte per voi, la prende e ne fa quello che vuole. Ecco, a voi cosa vi rimane? Cosa avete in cambio voi? Avete l'obbligazione della banca a restituirvi il denaro. Quindi voi date una cosa di proprietà e la banca vi dà un adempimento contrattuale, il suo, se può adempiere. Se le leggi dicono che deve adempiere. E allora cos'era il loro piano di Great Reset? Il loro piano era creare la pandemia, le guerre, i disastri, creare tutta una serie di situazioni che alla fine avrebbero comportato un cambio del rapporto di obbligazione tra banca e correntista. Cambiavano gli obblighi delle banche. Le banche avrebbero potuto, attraverso un nuovo meccanismo, le monete digitali programmate dalla banca centrale, giustificare il motivo per cui tu avevi 50.000 euro in banca e loro stabilivano che tu in vacanza non potevi andare, perché la programmazione prevedeva che tu non potevi prendere gli aerei li prendono i miliardari, tu non li puoi prendere, oppure la programmazione prevedeva che tu non potessi andare in pizzeria tutte le settimane, non puoi andare, vai una volta al mese. Queste erano le monete digitali della banca centrale. E per arrivare a questo piano, che nel 2030 avrebbe dovuto di fatto portarci a una dittatura, a una tirannide e all'abolizione di fatto della proprietà privata, per arrivare a questo piano loro avevano congegnato le misure di emergenza per educare la gente a obbedire. Obbedire vuol dire non puoi andare da nessuna parte, devi stare in prigione, in lockdown, non puoi decidere cosa fare del tuo corpo, perché se si crea una pressione sociale pubblica dove tutti si mettono degli intrugli nelle vene, te li devi mettere pure tu. O peggio ancora, se magari l'autorità stabilisce che le tue opinioni sono lesive degli ordini, degli standard della community, tu quelle opinioni non le devi proprio esprimere, altrimenti
arriva una sorta di ammanco nel tuo conto corrente, c'è un decremento del tuo credito sociale e non puoi utilizzare soldi che invece avresti avuto il diritto di utilizzare. Tutto questo su quale concetto si poggia? Si poggia su un concetto molto semplice, che le persone non vogliono responsabilità, non vogliono, hanno la ricchezza, la do alla banca, devo investire, vado dal consulente, investi, non me ne frega niente, fai quello che vuoi, 100.000 euro, obbligazioni, ETF, e cazzi vari. Voi sapete i soldi dove vanno? Ma voi lo sapete, io dico tutti quelli che sono i cosiddetti Novax, ma voi sapete che la Pfizer, per poter fare quello che ha fatto, ha avuto bisogno di gente che gli ha dato che ha portato i soldi in obbligazioni in azioni. Quindi voi avete prestato alla Pfizer o avete rischiato del capitale Pfizer pro quota per fare in modo che la Pfizer potesse obbligarvi ai vaccini. La colpa di chi è? Vostra, perché voi avete dato forza al sistema deresponsabilizzandovi. Allora io ho fatto un discorso con delle persone che dicono investiamo in oro e in argento. Allora io non è che voglio vendere un prodotto, io voglio vendere un'idea, l'idea che le persone devono provvedere a se stessi. La ricchezza non è la carta del contante e ancora meno è quanto la banca stabilisce che tu hai. La ricchezza è qualcosa di tangibile, di concreto, non frutto dell'arbitrio di giudizio di qualcheduno. La ricchezza per antonomasia è l'oro, l'argento o le case, cose concrete, il mattone. Questa è la ricchezza. Chi ha grossi capitali nel settore finanziario, negli ultimi mesi non ha guadagnato, ha perso. Chi ha grossi capitali in banca, anche 100.000 euro sono grossi capitali, deve sapere che negli ultimi 2 anni avrà perso almeno 20-25.000 euro in potere d'acquisto. Quindi lui avrà visto che i 100.000 euro sono rimasti uguali. 15, vabbè, sono al sicuro. Non sono al sicuro, perché è come se un topolino di Klaus Schwab, avesse rosicchiato il potere d'acquisto, avesse eroso il potere d'acquisto dei vostri soldi, delle vostre sicurezze. E allora, alla luce di questa cosa che io vi sto raccontando, non bisogna più avere fiducia delle banche. Io vi faccio una domanda molto semplice. Quanti di voi hanno fiducia in Mario Draghi? Allora, mi spiegate, se lui è il capo di tutti i banchieri, tu hai fiducia in Mario Draghi? Per niente, ecco. Allora, se nessuno ha fiducia in Mario Draghi, nessuno ha fiducia delle banche, mi spiegate perché la ricchezza voi ce l'avete sotto forma astratta e l'avete data in mano alle banche? Non è logico. Io capisco che il sistema funzioni in un certo modo e che uno debba fare di necessità virtù e quindi debba avere della liquidità o delle carte di credito ma il risparmio, perché lasciarlo in banca? Perché affidarlo a gente che lo va a mettere nei bilanci delle multinazionali che ci stanno massacrando, intossicando, avvelenando e che hanno distrutto la democrazia nel mondo e anche in Italia ultimamente? La colpa di chi è? È di Klaus Schwab? È di Bill Gates? No, è della gente che obbedisce, che si fa comandare, che si fa mettere al guinzaglio e si fa portare a spasso. Quindi anche quelli che che hanno avuto uno scatto d'orgoglio e non si sono vaccinati, non è che abbiano proprio diritto a guardare dall'alto in basso chi ha chinato il capo e invece si è vaccinato. Perché questa è stata una dimostrazione ed è stata un'esposizione per far maturare una consapevolezza. E le cose che non vanno
non sono solo la democrazia in epoca di Covid o i vaccini della Pfizer o i vaccini dei bambini. Le cose che non vanno in Italia e nell'Occidente sono molte e tutte hanno un comune denominatore nella distrazione che le persone hanno rispetto alle cose che hanno importanza. Quello che ha importanza oggi è, secondo me, rendersi conto che le banche sono nostre nemiche e che poiché l'oro e l'argento proteggono il capitale e le banche non hanno nessun interesse a che le persone trasformino da una ricchezza astratta finanziaria a una ricchezza fisica, perché così facendo loro non avrebbero più possibilità di manovrare. Come si manovra un lingotto? Non si manovra. Il lingotto è di chi ce l'ha. Non è come il denaro che la proprietà passa alla banca. Non è come le azioni dove uno praticamente dà le proprie energie, i propri averi a un manager di una multinazionale che lui combina quello che combina. Se riesce a darti il dividendo te lo dà e quindi tu ci guadagni. Ma se poi le cose vanno male, il valore dell'azione va giù. Questo mondo è un vecchio mondo. È un mondo che è stato gonfiato dalla menzogna. È un mondo di menzogne, perché anche quando tu hai avuto la percezione di guadagnare, tu hai guadagnato, ma il sistema, utilizzando delle monete astratte, utilizzando cartelli finanziari truccati, schiacciando lo Stato che ti opprime a livello di tasse, riempendo di denari le multinazionali che hanno fatto il bello e il cattivo tempo e hanno schiacciato le PMI, il sistema, per quel piccolo guadagno che ti ha fatto fare in borsa, quanto te l'ha buttata nel puntini puntini? Quanto ti ha fregato? Come ti sta fregando? E allora la presa d'atto che noi dobbiamo fare oggi è che il mondo è a una svolta. La salvezza non sarà calata dall'alto. La salvezza è un effetto armonioso tra ciò che succede a livello micro e ciò che succede, che noi faremo succedere al nostro interno, a livello micro. Quindi macro e micro hanno pari importanza. Io ho goduto raccontandovi come si sta disegnando questa amministrazione Trump. Godo al pensiero di Zelensky che non sa dove andare a trovare riparo perché Putin lo rimette in mutande a ballare l'Alligalli tra un poco, subito. Io godo questo, ma la salvezza passa attraverso una consapevolezza intima, interiore. Vi dovete responsabilizzare. Anche il fatto che io vi stia parlando, vi stia dicendo delle cose, vi dovrebbe dare fastidio. Dici, ma chi cazzo è questo che mi deve dire queste cose a me? Voi dovete trovare la strada, voi dovete curare i vostri interessi, voi dovete decidere cosa è giusto mangiare. Non deve esserci questa pubblicità opprimente, questa pubblicità che fa leva sulle basse vibrazioni, su quello che io chiamo il cervello rettiliano, perché questo succede con una volontà di toglierci quelle agibilità che noi abbiamo. Il danno che ci viene fatto dal sistema, noi non lo sappiamo, è enorme. Il danno che ci viene fatto da un sistema che despiritualizza i bambini, noi non lo sappiamo a quanto ammonta. Sappiamo che esistono grandi tecnologie di cui noi potremmo godere che non ne godiamo. Sappiamo che abbiamo dei talenti che non riusciamo a mettere a frutto, perché soprattutto noi italiani non riusciamo a mettere a frutto tutti i noi talenti, ma il problema qual è? Dov'è? Dove si individua? Si individua nel sistema finanziario, perché tutta la ricchezza circola con delle regole che hanno fatto loro e queste regole nei prossimi anni
saranno messe in discussione. Sarà messo in discussione come deve nascere una moneta. Perché deve esserci una moneta delle banche? Perché deve esserci una moneta dello Stato? Perché non può esserci una moneta che vale per tutti, dalla Cina all'Italia, allo stesso modo? Non sarebbe più giusto avere un sistema in cui la moneta è agganciata all'oro? Non sarebbe più equo questo? In modo che non ci sia qualcuno che se ne approfitti e che crei dei meccanismi per prevaricarci? Non è un sogno, è quello che sta per succedere. Ma i tempi per arrivare a questa situazione in cui le monete saranno delle persone e saranno create come nel Medioevo dalle persone. Le persone lavoravano, guadagnavano che cosa? Si facevano pagare in oro e in argento, andavano alla zecca o dal signore, dal conte, e si facevano coniare le monete che tesaurizzavano e mettevano a risparmio. Questo era il sistema come funzionava prima. E voi capite che si fa fatica a derubare e a imbrogliare una persona che capisce che 100.000 lire sono essenzialmente 100 grammi di argento. Si fa fatica a imbrogliare, perché tutti capiamo cosa vuol dire 100 grammi. 100 grammi di una materia prima. Quindi tu non puoi far nascere una moneta senza 100 grammi di qualcosa. Così come tu non è che si può fare la transazione, dice, come paghiamo oggi la cena? La paghiamo con un pezzo di carta. Noi che cosa gli abbiamo dato al ristoratore? Niente, carta. Una cosa, nulla. Ovviamente noi facciamo parte di quella parte di popolazione che lavora e per lavorare apporta delle ricchezze nel sistema e quindi il sistema gli riconosce un valore astratto. Quindi noi siamo a posto con la coscienza perché daremo al ristoratore il lavoro che abbiamo fatto. Daremo al ristoratore il valore delle cose che magari abbiamo venduto. Quindi noi siamo a posto con la coscienza. Ma il problema è che poche migliaia di persone hanno decine e decine di miliardi che le hanno creati dal nulla per comandarci. Le 500 più grandi multinazionali al mondo hanno tutte insieme quasi 170 trilioni di dollari in debiti, dove $1 trilione equivale a 1.000 miliardi di dollari. 1.000 miliardi di dollari, 1 trilione. Tutte insieme cosa hanno quindi? Hanno una montagna di soldi, ma questi soldi cosa sono? Sono debiti. Quindi voi quando avete 100.000 euro in banca avete il debito di Bill Gates, avete il debito di Warren Buffett, avete il debito, che so, della Pfizer. Questi sono i soldi oggi, sono debito. Ovviamente funziona come credito nel sistema, ma se Bill Gates, se la Pfizer, se Klaus Schwab crollassero o decidessero, come volevano fare loro, di non pagare, che cosa avreste voi? Un cazzo. Quello che loro volevano fare si erano illusi di poter vincere. Attilio Cavezzi ha citato Giordano Bruno. Loro sono arrivati a un passo da vincere. Perché i soldi ora non sono niente, loro avrebbero dovuto solo giustificare il fatto che voi non avevate ricchezza, non avevate il diritto di proprietà, perché dietro le CBDC c'era questo. E allora io concludo, nella prima parte sono stato scherzoso e abbiamo vinto perché un quadro, uno scenario internazionale è a nostro favore. Ma nella seconda parte dell'intervento la salvezza e la vittoria ve la dovrete comunque conquistare voi
con la coscienza e con la consapevolezza di dover decidere i sì, i no e il che cosa fare. E il che cosa fare, quando diventa obbedienza rispetto ad un'autorità, alla lunga vi porterà al male, alla lunga vi tratterà dai topi che seguono il flauto magico e finiranno nel burrone. Voi siete o non siete divini, come ha detto Attilio nel suo intervento? E allora, se siete divini, non è la banca, non sono gli influencer, non è la televisione, non sono i giornali, non è il consulente finanziario, non è il pediatra a dirvi che cazzo dovete fare. Dovete deciderlo voi, dovete cercare di capire voi il bene e il male, il giusto e lo sbagliato. Avete il libero arbitrio? Siete protagonisti della vita? Che senso ha vivere per obbedire a una legge, per conformarsi a un sistema di vita che magari non vi piace neanche? Dovete essere voi i protagonisti. E il mondo della quinta dimensione, il mondo della finanza quantistica, è il mondo in cui ognuno può disegnare e può immaginare il proprio futuro, vedendolo come un ventaglio di probabilità. E da questo ventaglio di probabilità scegliere dove puntare, dove fare in modo che quella probabilità diventi la certezza. La fisica quantistica è un qualche cosa dove piano piano, no? Io so che molte persone non la comprendono, faccio fatica anche io per quanto abbia letto dei libri, perché è ostica, ma non è tanto ostico il concetto, è ostico ed è sconvolgente comprendere le implicazioni della fisica quantistica. Cosa comporta aver capito quelle cose? Comporta il capire che vivere senza essere e senza avere l'ambizione di essere protagonisti non serve a niente. Si vive per essere i protagonisti di ogni cosa che viene fatta. Ogni cosa che viene fatta ha un senso se chi la fa coglie il senso di ciò che sta facendo. Tutto dovete mettere in discussione, anche le scelte personali più profonde. Voi le avete fatte perché? Se state male, se avete isterie, gastriti o quant'altro, guardate che è un conflitto interiore tra il corpo e l'abitante del corpo, il vostro spirito. Il vostro spirito è come uno che sta guidando una macchina. La macchina è fondamentale. Se tu vai in autostrada, se non hai la macchina, dove cazzo vai? Qui è uguale. Qui ci vuole il corpo, quindi dobbiamo rispettare il corpo e le regole del corpo. Ma il senso di prendere la macchina o il senso di stare qui è spirituale. E quando voi non state bene, quando voi vivete delle angosce, delle ansie e che poi si sortiscono delle malattie vere e proprie, la ragione è in un conflitto tra lo spirito e il corpo. Non so se mi sono spiegato. Quindi andare nella quinta dimensione significa immaginare un mondo in cui ogni decisione sia fatta rispettando le regole della materia e del corpo, ma con un senso, con un significato più profondo, con un significato spirituale. Questo secondo me è il senso dei tempi che noi stiamo vivendo. Andare nella quinta dimensione, riscoprire il significato spirituale del vivere e quindi del non morire.